Va ora in onda Disco Notte, un programma ideato e condotto da Maurizio Casu. Amici della notte, amici di Disco Notte, buonasera a tutti, benvenuti alla 60ª puntata di Disco Notte. Ma chi l'avrebbe mai detto che siamo arrivati a questa puntata? Siamo qui presenti alle 21:30 in diretta su varie piattaforme, principalmente ci teniamo a streamare su Twitch perché su Twitch si vede e si sente meglio, quindi chi dovesse essere collegato in questo momento su YouTube, su TikTok o su Kik, su tutte queste piattaforme perché siamo in diretta simultanea, venga a trovarci su Twitch, faccia l'iscrizione al canale, non è un social ma è semplicemente una serie di canali televisivi dove potete vedere sia i videogiochi, potete vedere qualsiasi cosa, ma in questo caso si parla di musica. l'RCM Records era una vecchia casa discografica che operava negli 80-90 e questa sera siamo qua per una trasmissione sperimentale, siamo alla 60ª, ma io dico sempre una trasmissione sperimentale perché siamo solo agli inizi di questa avventura artistica che dà spazio e visibilità a tutti gli artisti. Questa sera un meraviglioso collegamento con Piacenza dove ci sarà Angelica Riggio e soprattutto stasera con Luca Nessi, che è già un personaggio che conoscete benissimo, un artista che conoscete, ma adesso infatti le passo subito la parola. Carissimo Luca, buonasera. Ciao gente, ciao, ci rivediamo. Ci rivediamo, ma dopo che quella bello. Puntata magnifica, 1 ora e 40 di musica intensa. Che consigliamo di andare a rivederla questa puntata perché è stata veramente bella, un disco notte, se non mi ricordo qual era il numero. 44esimo può essere. 44esimo. 40, sì, eravamo intorno al 40. Quindi comunque. quant'è? Un annetto fa ci siamo visti. Sì, era l'estate circa Era scorsa, l'estate. quindi è quasi passato un anno. Ma che bello Luca, io ti ringrazio per aver ricevuto con cuore questo invito, l'hai acchiappato al volo e soprattutto per avermi fatto conoscere una persona meravigliosa come Angelica, sì. che però la presentiamo dopo. Sì, Lei sì, è già la in linea, scopriremo sta tra un qua po'. vicino a me nel monitor, noi la vediamo, luminosissima, bellissima, tra l'altro. Mozzafiato, io direi mozzafiato. Infatti poi la presentiamo. Luca, adesso con cosa apriamo? Apriamo con l'ultimo pezzo che ho scritto, Whisky e Melanconia. Whisky? Oggi in versione acustica. A parlarti ma sei un muro bianco, questa strada porta solo verso il basso, immagini residue del nostro passato, saturate erroneamente dal mio fare distratto, provo a dimenticare con un po' di alcol, a dire il vero mi fa schifo, sento solo amaro, i nostri errori ormai cicatrici, non possono far male, giorni ormai finiti, il tuo sguardo animato e distaccato, lasciami perdere in un ultimo bicchiere di whisky, di whisky, di whisky, di whisky. Oggi il dolore è un po' sbiadito, sento tutto ciò di cui mi son pentito, mi domando c'è forse un senso, scompariremo con il tempo, non importa, ti vorrò bene lo stesso. I nostri errori ormai cicatrici, non possono far male, giorni ormai finiti, il tuo sguardo animato e distaccato, lasciami perdere in un ultimo bicchiere di whisky, di whisky, di whisky, di whisky. Nostri errori ormai cicatrici, non possono far male, giorni ormai finiti,
Il mio sguardo è amareggiato e un po' stanco. È il momento di buttare l'ultimo bicchiere di whisky. Di whisky. Di whisky. Di whisky. Ma che bravo Luca, ma che bravo, benissimo. Adesso mentre Luca ci raggiunge qua in regia, noi facciamo sapere che il 31 di gennaio uscirà Whisky e Melanconia. Adesso vediamo un piccolo assaggio di questo video che poi andrete a vederlo appena esce. Son pentito, mi domando c'è forse un senso, scompariremo con il tempo, non importa, ti vorrò bene lo stesso. I nostri errori ormai cicatrici non possono far male, giorni ormai finiti. Il tuo sguardo animato e distaccato, lasciami perdere in un ultimo bicchiere di whisky, di whisky, di whisky, di whisky. Benissimo, eccoci qua, abbiamo dato giusto un assaggino. Io passo il microfono a Luca che ci racconta un pochettino tante cose. Sì, tante cose, è un anno che non ci vediamo, soprattutto avremo un'occasione di parlare in un formato diverso, questa volta in formato podcast. L'ultima volta è stata tanta musica intensa, più di un'ora. A un certo punto Maurizio infatti mi ha detto: Luca, cerchiamo di trattenerci, faremo sicuramente altri episodi a questo punto. Quindi niente, prima di tutto felicissimo di essere stato ospitato qui di nuovo. Per me è un onore, un piacere trovarmi di nuovo qua. Questa volta in un'ottica diversa. Se la prima è stata per sentire puramente la musica, a questo giro vogliamo vedere cosa si nasconde sotto le note. Sotto le note di questo punk epilettico da strapazzo, come mi piace definirmi. Prima di tutto, diciamo il nome della puntata. Il nome di questa puntata è Note e parole tra epilessia e fibrosi cistica. Qua mi aggancio per dire ai nostri telespettatori, la prima cosa chiedo di iscriversi al canale Twitch in modo che poi potete interagire con noi attraverso la chat. Chi adesso è collegato con YouTube o con TikTok o con Kik venga qua su Twitch, così iscrivendosi al canale potete scriverci e voi possiamo rispondervi insomma alla chat. Ecco. Ho detto Luca, una puntata così speciale ha bisogno di un nome particolare, ecco che tu hai scelto questo nome. Sì, perché volevo riassumere un po' tutto quello che poteva essere la storia che c'è dietro questo. Quello che ad oggi vorrei riuscire a trasmettere con la musica, ecco. Però andiamo con ordine, perché note parole tra epilessia e fibrosi cistica. Dobbiamo partire un po' dalle origini di questo cazzone, di quando ho iniziato sostanzialmente a suonare, ad affacciarmi al mondo della musica, che ormai sono forse più di 10 anni. Sì, ero appena ragazzino, 15-16 anni, seconda, terza superiore, per puro divertimento, senza pensare troppo. Era per perdermi tra queste note, però in un certo senso è arrivato all'improvviso, senza spiegazione. Sentivo che dovevo affacciarmi a queste note, però fin dall'inizio c'era questa domanda: perché devo suonare? Ed è stata una continua ricerca. Ciò che posso dire è che però fin dall'inizio io sono nato dal punk rock californiano, da quell'energia che band come i Blink-182 ti trascinano. Mi ricordo che li sentivo dai lettori CD di mio fratello, con vecchi dischi. E diciamo, per iniziare a affacciarsi anche al mio suono, sicuramente, e per capire questa influenza, manderemo adesso un piccolo servizio di una mia canzone, Win Party. Questo è il delirio di un sabato sera. Ho provato a contattarti ma sei sempre di fretta. Amare e odiare, entrambi calci nelle palle. Sto affondando e affogando, il mio scafo è un disastro. Ma che cazzo di ammaraggio? Cosa? Weekend party! Cosa? Weekend party! Cosa? Weekend party! Amo essere diverso, oggi per me c'è il terzo. Cosa? Weekend party! Cosa? E chiudiamo. Se la volete sentire tutta andatela a cercare, sono su YouTube, insomma, spero che vi sia piaciuta comunque. E qui è un mio lato, diciamo. Poi con il tempo però, comunque
in tutto questo, durante la mia creazione delle canzoni, c'era sempre quella domanda che mi ronzava in testa: perché? E sicuramente una cosa che mi si è sempre unita è il voler legare un messaggio, voler legare qualcosa di profondo. Ho sempre cercato, più che cercato, mi rendevo conto che fin dall'inizio il miglior modo che trovavo per esprimere chi fossi è sempre stata la musica. Ed ecco qui che comunque col passare degli anni sono arrivate altre influenze, soprattutto dal surf rock e dal grandissimo musicista Jack Johnson. Quindi da un lato un'estrema energia del punk rock californiano, dal lato uno stile così rilassato come Jack Johnson, li ho cercati di fondere e mi sono reso conto che stavo finalmente trovando un po' il mio suono. Non dovevo cercare di raggiungere per forza qualcosa che avevano fatto altre persone, ma bensì dovevo trovare qualcosa di mio. Quindi unito queste cose, nella canzone che adesso sentirete, che si intitola All in One, inizierete a capire il sound che ho creato, e tra l'altro nella grafica troverete come ospite un caro amichetto, un dinosauro astronauta, ma ne parleremo anche di lui. Nella vita, che sia vittoria o sconfitta, torneremo a casa a mangiarci finalmente una pizza. Ordina tu, a me va bene margherita, ma i miei occhi non credono. Era un all-in-one, l'ultimo tiro di questo gioco. Dentro in buca mi sento un po' meglio, però lo so, ne sono certo, in un par tre era meglio, era davvero un all-in-one. Ma che bello, mi riporta un po' al videogiochi questo video. Sì, Maurizio ha cassato, ha scoperto un lato nascosto. Sì, purtroppo sono un videogiocatore incallito, di quelli proprio duri da morire. Me li trascino sempre. Infatti ho voluto ripescare un po' i videogiochi degli anni 90, sai, l'epoca NES, ecco. E quindi sì, l'ho mischiato con la musica e mi è piaciuto tanto questo lavoro proprio per quello. L'ho voluto ricreare come se fosse una schermata d'inizio gaming di quell'epoca. E qui sono contento un po' del sound che sto ritrovando. E comunque c'era sempre questa domanda: perché suono? Perché devo suonare? La risposta con il passare degli anni è diventata sempre più chiara, sempre più decisa. Volevo cambiare le cose, ma non in un senso enorme, megalittico, diciamo, ma bensì perché credo che ogni piccolo battito di ali di farfalla può donare tanto a questo mondo, e io volevo dare il mio battito di ali, mettiamola così. Ma tutto questo diventò molto più chiaro semplicemente un giorno, del tutto a caso. Siamo intorno al 2021 circa. Stavo, sai, passando il tempo al telefono e mi capitò per caso il video di questa ragazza. Era una ragazza con un sorriso smagliante, incredibile, che diceva questa frase, una frase fortissima che me la ricordo tutt'oggi. Diceva: ciao, mi chiamo Claire e sto per morire. E questa frase mi colpì di violenza, mi entrò nel cervello, mi penetrò. Non capivo come potesse dirlo con una gioia tale che ti... Col sorriso che ti trascinava poi nel suo modo di raccontare le cose. Io volli subito scoprire di più riguardo a questa ragazza. Quindi mi informai su di essa, mi informai sulla malattia che aveva, appunto, la fibrosi cistica. Piccola parentesi, alla fine ciò che in qualche modo si creò subito questo collegamento, perché in tutti questi anni, appunto, io sono epileptic punk, appunto, ricordiamolo. Io sono da 8 anni epilettico e questa cosa è sempre stato un bagaglio, diciamo, nel mio viaggio. E incredibilmente i video di questa ragazza che aveva questa malattia che si chiamava fibrosi cistica, che impareremo a scoprirla in questa serata, che era una vita totalmente diversa dalla mia, eppure riuscì a trasmettermi un sacco di cose, riuscì a farmi imparare tantissime cose. Quindi mi colpì la storia di questa ragazza. E qui a questo punto arriviamo al dunque. Cosa posso fare? La musica è il mio motivo di vita, la musica è il mio modo di esprimermi, e quindi dissi tra me e me: devo dedicare un progetto intero a questo, a questa malattia, a questa ragazza. Voglio dare il mio battito di ali. Ed ecco qui che nasce la canzone di Claire,
un progetto a 360 gradi a cui abbiamo lavorato anche con un videomaker, Francesco Ro, a appunto un videoclip con tutti i suoi significati, che uscì a dicembre del 2022. Prima di andare avanti e dirvi cosa mi ha portato questo, che reputo il progetto più importante della mia piccola carriera d'artista, ve lo presentiamo con un piccolo servizio. Ed ecco a voi la canzone di Claire, 30 secondi. Tutti quando pensano ai punk pensano a delle persone dure, cattive, ma qua abbiamo un grande cuore, Luca. Tu sei veramente un artista. È troppo poco definirti un artista da strapazzo perché i punk hanno questa nominia, no? Ma ecco, spiegami meglio tu. Sì, posso sembrare, diciamo, un po' l'eccezione che conferma la regola, però forse la definizione punk che più si addice, diciamo, alla mia persona è, tra virgolette, fai quello che vuoi. E io ho deciso che mi affrontava questo mondo come diciamo il difensore, no, però quello che ha sempre tifato per gli sfavoriti, e lo voglio fare a mio modo, dandogli, diciamo, la luce che meritano. Detto questo, ogni volta che, comunque, grazie per questa parentesi, sì, perché lo apprezzo tantissimo, davvero, e spero che comunque questo messaggio possa raggiungere le persone giuste. Detto questo, infatti, ogni volta che mi presento, la canzone di Claire è sempre il mio biglietto di benvenuto, ecco, è quella che mi descrive meglio, quella Epileptic Punk è questa canzone, diciamo. Infatti nel corso degli anni, in questi ultimi anni, è riuscita a farmi raggiungere dei bei traguardi di cui me li porto nel cuore tutt'oggi. Sicuramente la prima cosa è stata raggiungere la Claire Place Foundation, ossia l'associazione no profit che fondò appunto Claire, per dare sostegno economico ed emotivo a tutti quei ragazzi e ragazze che soffrono appunto della fibrosi cistica. Poi col passare degli anni, in questi anni, ho avuto anche la possibilità di fare un'intervista con il giornalista Antonio Lai, che è andata in onda su TTS, l'emittente regionale sarda. Ed è stato un traguardo bellissimo. Siamo riusciti anche a intrufolarci nella no profit hawaiana musicale Mana Maoli, che tra l'altro ha costruito una canzone con Jack Johnson, quindi anche questo significa tanto per me, e quindi mi ha dato tante belle soddisfazioni. Però mancava ancora qualcosa, mancava il fatto che ho detto sì, sono riuscito a lasciare qualcosa, però voglio sentire qualcosa di più, voglio scoprire, soprattutto io l'ho tra virgolette empatizzata un po' questa canzone, perché alla fine l'obiettivo è quello. Sono riuscito a empatizzare qualcosa di questa canzone e volevo fare in modo che chi non potesse o chi non la conoscesse riuscisse a sentire almeno un minimo. Però comunque non sarò mai chi l'ha vissuta nella sua pelle, chi c'ha le cicatrici di questa malattia, fisiche ed emotive. Quindi ho detto, devo cercare le persone che ci vivono ogni giorno con questa malattia. Ho conosciuto tante persone e poi a un certo punto ho incontrato una ragazza mozzafiato, una scrittrice mozzafiato. Eccoci. Allora, io direi che Luca Nessi è andato sul regionale, ma io lo voglio vedere al più presto nella TV nazionale, perché te lo meriti tutto. Io so che siamo seguiti anche da produttori, quindi vedendo questo podcast portiamo Luca Nessi al più presto sul nazionale, perché è importante
oltre che essere un artista di grande cuore, diffondere questo progetto, perché noi non conosciamo nulla delle patologie, non conosciamo nulla delle malattie, e soprattutto, anche se le ascoltiamo, capiamo un pochino, un'unghiettina, un decimo di quello che può essere chi la vive in prima persona. Però grazie alla trasmissione della musica, ecco, perché poi alla fine e poi di anche un'altra forma dell'arte, della scrittura, noi possiamo diffondere questo messaggio, e quindi state connessi con noi ancora un pochino, perché adesso vi presentiamo un ospite eccezionale. Tu vai dentro oppure rimani ancora qui con me? Rimani ancora qui con me, quindi la presenti tu. Ah, ok. Ed ecco a voi la scrittrice mozzafiato Angelica Riggio. Ciao, grazie per l'ospitalità intanto. Grazie a te per essere qui con noi. Angelica, tu sei di Piacenza, sei una scrittrice mozzafiato, hai scritto questo bellissimo diario, ecco, che parla di te e della tua malattia. Quindi Luca l'ha accennato, adesso se ci vuoi dare una descrizione, insomma, su questa patologia, ecco, come si manifesta, come agisce, ecco, sul nostro corpo. Ma allora, la fibrosi cistica è una malattia genetica degenerativa e è una malattia multiorgano, quindi comprende tutti gli organi vitali, ma soprattutto l'apparato digerente e l'apparato respiratorio. E, ogni paziente la vive un po' a modo suo, nel senso che ogni fisico, ogni corpo magari ha delle caratteristiche diverse, insomma. Però principalmente quasi tutti abbiamo problemi dal punto di vista respiratorio, infatti più tosse, più fatica respiratoria e mancanza di fiato, quindi insomma più o meno questo è il tratto distintivo della malattia. Certo, tu a che età l'hai scoperta? Dalla nascita. Dalla subito. nascita, ecco, da subito, ecco. Quindi te la porti da sempre. Ecco, il diario mozzafiato, com'è nato? Ma è nato dall'esigenza di raccontarmi, perché la fibrosi cistica è una malattia invisibile, quindi esteticamente, diciamo, non si vede, non si percepisce. E soprattutto, essendo invisibile, magari un giorno stai benissimo, il giorno dopo stai molto male, anche esternamente le persone che insomma, Ti con stanno cui accanto. le persone intorno non capiscono, comunque sono abbastanza confuse da questa caratteristica. Quindi avevo l'esigenza di raccontare questa parte della mia vita e aprirmi, forse, farmi vedere proprio per questa caratteristica di isolamento, perché poi tra pazienti non possiamo vederci fisicamente, cioè sarebbe meglio di no, perché ci possiamo scambiare di batteri. Ecco. Quindi diciamo che si sente molto la solitudine, e quindi l'ho fatto per questo, ecco, per raccontarmi e poter magari aiutare qualcuno, ecco, anche solo una persona, insomma, mi sembrava un qualcosa di bello. E quindi non è più il diario che io scrivo, diciamo, da solo, ma è un qualcosa che tu scrivi con il mondo intero. Sei una bellissima persona, Angelica. Sì. Piccola parentesi, proprio perché hai detto, insomma, anche per aiutare qualcuno, una singola persona, ci tengo a confermare che è qui presente la singola persona. Ho letto tutti i capitoli del suo diario e mi hanno lasciato tantissimo, quindi sì, ha funzionato il tuo piano, Angelica. Ecco, Grazie, vuoi mi fa parlarci, piacere. vuoi parlarci un po' più dettagliatamente del diario? Ma in realtà io racconto momenti della mia vita. Inizialmente forse raccontavo il passato, forse per presentare un po' quello che è la quotidianità, la vita, il mio vissuto con una malattia genetica. E adesso che ormai è passato qualche anno, racconto dei momenti magari che per me hanno senso di essere raccontati, a mio modo, insomma, è una riflessione molto personale in realtà, quindi diciamo che
cerco di sempre finire con un qualcosa di positivo, ecco, non voglio mai andare a scrivere qualcosa di deprimente o solamente negativo. Ecco, Grande, questo è quello che mi prefisso sempre. grandissima. Ecco, si è iscritto qualcuno. Stanislao Rochelle 69 ha appena iniziato a seguirti. Ciao Stanislao, bene, grazie per essere qui con noi. Potete scriverci in chat tranquillamente se volete porre anche qualche domanda ad Angelica adesso che è in collegamento. Ecco, dove possiamo trovare il diario Mozzafiato? Sì, è online e è diariomozzafiato.it. Perfetto. Semplicemente. Ecco, poi se lo vogliamo anche acquistare, è possibile acquistarlo fisicamente? No, è No, un no. blog online, È un quindi blog è online, gratuito. perfetto. Quindi è gratuito, accessibile per tutti. Ecco, io direi se vuoi dare qualsiasi messaggio a chi ci sta ascoltando, è un microfono libero, è tutto tuo. Parla col cuore a tutta questa platea che ci sta ascoltando e anche quelli che verranno dopo, perché poi questo rimane anche ai posteri su YouTube. Quindi se vuoi dare un messaggio, è il tuo microfono, questo è il momento. Ma non lo so. No, no. Mi Io- avete piacere a, Ecco. a leggere, a entrare nella quotidianità di... Intervengo così a romperti le balle, però secondo me è una bellissima testimonianza. Tu hai detto giustamente parla di te, è vero, cioè una parte di me ti ha conosciuto proprio tramite il diario, diciamo, e mi sembra di conoscerti proprio tra le pagine del diario. Però un punto sicuramente incredibile secondo me è il fatto dell'empatia che genera, perché sì, stai raccontando la tua storia, però essa si affaccia, una persona si può ritrovare in quelle parole. Credo sia la cosa più bella della scrittura che hai fatto, ecco. Sì, sì, no, sicuramente anche per sentirsi tutti meno soli, non è che per forza bisogna avere la fibrosi cistica, o no. Sì. Anche te, Luca, alla fine, nonostante abbiamo due esperienze diverse, però comunque penso che determinati momenti li viviamo tutti, cioè qualsiasi tipo di trauma o difficoltà nella vita alla fine si assomiglia in qualche modo. Assolutamente, assolutamente. Angelica, scrivici qualche bella canzone, qualche bel testo. Non sono capace, quello deve farlo Luca. Bene, allora io non voglio metterti in difficoltà, ma adesso io passo all'ultima domanda. Non voglio metterti assolutamente in difficoltà, ma ecco, mi incuriosisce, ecco, come passa la giornata una ragazza della tua età, giovanissima, che ha questa patologia, ecco, a parte gli alti e i bassi che ci saranno, ecco, se puoi raccontarci qualche aneddoto, insomma, qualche giornata tipo, studi, ecco, raccontami qualcosa di personale su di te. Ma io lavoro a Milano, quindi faccio un po' pendolare, un po' lavoro da casa e diciamo che ognuno di noi pazienti ha una terapia un po' specifica, però più o meno tutti abbiamo i nostri farmaci da prendere sia mattino che sera, la fisioterapia respiratoria, quindi tecniche respiratorie che ci aiutano a eliminare le secrezioni, perché comunque noi abbiamo liquidi più densi, quindi facciamo più fatica a... diciamo che è un ambiente perfetto per i batteri, quindi questa fisioterapia respiratoria ci aiuta a eliminarli praticamente. Ecco. E poi aerosol, poi dipende sempre da terapia in terapia, però abbiamo aerosol da fare durante il giorno e quindi più o meno è questa la nostra quotidianità terapeutica. Ecco. Scrivi più la notte o il giorno? E di giorno scrivo
veramente. Poi di notte a volte mi vengono delle idee, scrivo le note del telefono Certo. e poi le metto insieme di giorno. Certo, ecco, lì parlavo come ispirazione, ecco, quindi sei stata chiarissima. Io vedo Luca che è già in postazione. Sei già in postazione, Luca, adesso ti accendo il microfono. Eccoci qua. Sì, sono già in postazione perché sostanzialmente se gliela chiedo parlando certe cose non mi esce fuori un cazzo, quindi devo prima devo suonare due note che sono più chiare. Benissimo. Presento prima un po' la canzone, che sostanzialmente è una canzone nata dalla difficoltà di... sostanzialmente che ogni tanto ci possiamo sentire un po' persi e il bisogno di riniziare tutto da capo, ecco. Senti il bisogno di fare un restart. Questa canzone però è un po' particolare perché l'ho scritta ed è stata l'ultima canzone scritta con la mia vecchia chitarra che si chiamava Brownie, le avevo dato questo nome. Purtroppo si è rotta proprio nel bel mezzo della canzone, quindi è una canzone nata a metà sostanzialmente e me la porto sempre appresso così e mi ha lasciato una sorta di segno. Per me significa tantissimo perché la chitarra è stato un mezzo per esprimermi. Piccolo aneddoto, Angelica è stata una delle prime persone a capire quanto ci stavo soffrendo di questa canzone, quindi grazie Angelica per questo. Ed ho una domanda pronta per te, però prima suonerò appunto la canzone. Benissimo. Quindi appunto tra le note si riesce anche a trasmettere sempre un messaggio. Ogni parola che trovo nelle canzoni è la mia versione più sincera di me stesso, diciamo. Quindi ecco a voi, questa è una canzone cortissima che si chiama Brownie. Riniziare tutto da capo, provare un nuovo look, essere amico del fato. Con un po' di culo sarei quello giusto, andrei bene a te e forse anche a me. Ma tutto sommato io che cazzo ho sbagliato, ho dato il mio meglio ma non è mai bastato. Forse ero distratto, me lo ridomando, rinizio tutto da capo. La mia chitarra si sta rompendo e il mio riflesso non lo avrei mai detto. Ha troppe crepe fuori e dentro. Taglia la corda, non sentirai più niente. È una bella bugia ma ti aiuta a stare bene. Finché non saremo mai più insieme. Da 2 giorni ormai è andata, mi sento strano, lei c'è sempre stata. Il silenzio svuota la mia anima e non c'è nessuno con cui parlare, un abbraccio su cui poter contare. Provo a credere, tendo a ripetere, forse questo è crescere. Luca Nessi a Disco Note, ma che bello. Angelica, ma quest'artista cosa ti sembra? Una cagata, di una cagata per favore. È È il troppo punk. bravo e troppo dolce. Bellissimo, veramente. Ok, però arriviamo alla domanda, ecco, quindi come ti ho detto, le parole di una canzone per me significano tantissimo, il messaggio che si unisce appunto a questa melodia. E io so, visto che ho letto tutti i capitoli, tutti, leggeteli anche voi da casa, che ogni capitolo inizia con dei versi di canzoni, sostanzialmente. E volevo chiederti, com'è che come scegli i versi da attribuire al capitolo del diario Mozzafiato? È qualcosa che viene all'ultimo momento oppure è una canzone che magari ascoltavi in quel periodo? Dici. Ma in realtà dipende, perché di solito cerco sempre una canzone che in qualche modo sia a tema con quello che ho scritto. Però tutte le canzoni che ci sono nella mia playlist, quindi comunque
è musica che ascolto, ecco. Ho capito, ho E capito. quindi di solito le scelgo tutte alla fine dopo che ho tutto scritto Ok. e quindi vediamo quale si matcha di Vediamo più. se ci azzecca con il Esatto. mood. A volte no, quindi... Bellissimo. Vabbè, visto che me ne è venuta un'altra, te ne faccio un'altra. Questa qui forse un pochettino più emotiva, diciamo. Insomma, sei cresciuta con questa malattia, è con te, è un compagno di viaggio, sostanzialmente. Talvolta scomodo, in un certo senso ti definisce. Non nel bene né nel male, è semplicemente una parte di te, in quel senso. E so che vivendo impariamo tanto, ci lasciano cicatrici le cose che succedono, e da queste cicatrici impariamo. Vorrei dire, se tu avessi la possibilità di incontrare un'Angelica di 10 anni, una piccola Angelica, cosa le diresti? O comunque a una bambina che magari ha una vita simile alla tua, cosa le consiglieresti? Ma intanto sicuramente l'abbraccerei. Bellissimo, E questo è bellissimo. se dovessi scegliere una frase, forse direi che non è vero che tutto passa, ma che tutto si trasforma, sì. Questo sì, lo direi. Ok. Non tutto passa, ma tutto si trasforma. Bella. Meraviglioso. Meraviglioso, Angelica. Io non vedo l'ora di conoscerti di persona. Speriamo presto che tu vieni qua in Speriamo. Sardegna, oppure Dai. io e Luca ci facciamo qualche viaggio e andiamo a Il trovarti. giorno come minimo non me lo dice. Dice col cazzo Quando che no. volete. Bene, allora io direi che siamo anche... Sì, siamo Purtroppo è volato questo È tempo, siamo alla conclusione. Sì, Angelica, io ti ringrazio immensamente per la tua testimonianza, per la tua esperienza, per averci regalato questa diretta, questa serata che è stata veramente bellissima stare con te. Luca, se hai qualcosa da, Sì, anche diciamo, tu da dire, io sì, mi permetto di... sono emozionato. Ecco. No, lo sono anch'io, state poco ma sicuro. Mi permetto di introdurmi, diciamo, nella discussione, forse un po' a gamba tesa, un po' punk, diciamo. Certo. Però, appunto, questo podcast, questa live è stato note parole tra epilessia e fibrosi cistica. Ciò che voglio dire è che perché questa live? Perché abbiamo parlato di tutto questo? Che non è neanche una cosa scontata, una cosa semplice, insomma, mettersi a nudo di fronte alle persone, parlare della tua Assolutamente. vita, delle tue cicatrici, sono cose che macchiano, sono cose che rimangono, e non sempre è così semplice gestirli, ma perché farlo? Perché è importante far nascere l'empatia, secondo me, è molto importante, non sempre, in questo mondo non ti regala un cazzo, sostanzialmente. Assolutamente. Ma sono queste storie, sono persone come Angelica che riescono, parlando di sé, mostrando tutto il bene, tutto il male che si può dare e ricevere in questa vita. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo cambiare? Che forse capendoci un po' meglio tutti, capendo tutte le difficoltà che abbiamo avuto, quanto è difficile gestire le erbacce del nostro orto. Cosa possiamo fare per vivere e per capirci? E forse andrebbe meglio per tutti. Questo volevamo raggiungere alla fine con Qualcuno questo. scrive in chat, Pippi Megé scrive ragazzi meravigliosi con tanti cuori e tanti applausi. Grazie mille, significa tantissimo. Bene, noi siamo veramente felici, Angelica, di questa serata. Grazie Luca, ti ringrazio veramente tanto. Ringrazio tutti i telespettatori, quelli che sono stati anche non presenti su Twitch, magari sicuramente saranno stati anche su YouTube, su Kik, su TikTok, quindi venite sul canale Twitch perché si vede, si sente meglio, quindi qua faremo solo le dirette, invece su YouTube lasceremo i podcast registrati, quindi chi vuole rivedersi la puntata può tranquillamente farlo. Andate, cercate il blog di Angelica, Diario Mozzafiato, state connessi con noi. Passo la parola per i saluti ad Angelica, prego. Io volevo ringraziarvi tantissimo per lo spazio, per tutto, perché siete stati carinissimi e veramente è stato molto molto bello. Mi spiace che sia finito. Esatto, velocissimo. Comunque magari qualche volta ti chiameremo per fare qualche diretta insieme, per fare l'ospite. Ci fa piacere avere una presenza come la tua e come quella di Luca.
Vi ringrazio tantissimo. Un bacione, ciao Angelica, grazie. Un abbraccio. Ciao carissima. Ciao. Bene Luca, allora noi siamo arrivati alla conclusione Sì. di questo meraviglioso podcast. È stato Grazie anche per il titolo e la descrizione che hai sì. fatto di questo podcast, che è stato veramente, veramente grande, bello. Io direi di lasciarci con un brano. Sì, prima magari alcune conclusioni certo, su, vai, su cosa ci aspetta il futuro. Porto una notizia di cui sono molto felice. Sono riuscito, la canzone di Claire, prima di Natale, è riuscita anche a raggiungere la sede di Roma della Lega Italiana Fibrosi Cistica. È stato molto bello, Wow. è stato davvero molto bello. Ci siamo iscritti, l'hanno apprezzata, per cui sono molto contento per questo. E anche mi hanno scritto che mi aspettano a Roma, gli piacerebbe che facessi un salto nella sede, quindi vediamo se ci riusciamo a fare un salto a Roma. Sono sicuro. Quindi questa è la grande notizia. Poi ci sono, per quanto riguarda la musica live, forse ci sono Progetti per il futuro, sì, diciamo. 2 festival forse, però è da vedere. Ogni tanto farò dei salti comunque agli open mic che possono capitare in zona cagliaritana. Un'altra notizia. Ah sì, c'è una nuova canzone in ballo, che la stiamo cercando di finire di registrare, ma comunque la trovate anche da Maurizio, che è solo che sto decidendo come registrarla a 360 gradi, è un processo creativo un po' in evoluzione. Forse si chiamerà Labbra, forse Venere, o forse nessuna di queste 2 parole, perché io i titoli li cambio sempre. Certo, salutiamo anche qualcuno che ci sta salutando, Spit Francesco, cuori, bravi tutti. Poi Stanislao, interessante ma soprattutto emozionante. Sono contento, era proprio quello che io, Angelica e Maurizio stavamo cercando di fare, l'obiettivo di questa diretta, lasciare un segno, ferire con le parole e le note, perché serve ogni tanto avere dei piccoli segni, delle piccole cicatrici buone. Walter Ferrante, bel live, complimenti, lui è un batterista famoso. Grazie mille, grazie. Bene, quindi sono collegate tante Bellissimo. persone. Vi ringraziamo veramente di vero cuore per essere stati con noi, perché grazie al pubblico noi possiamo anche crescere come trasmissione e diffondere questi progetti che sapete che io principalmente dedico questo studio alla musica inedita, cioè quella che viene dal cuore, dall'arte, senza disconoscere niente a chi fa le cover, perché sono bravi tutti, bravissimi musicisti. Anche io ho iniziato facendo cover, quindi tutti iniziamo facendo le cover, però principalmente il mio cuore è dedicato per la musica inedita e l'arte inedita. Quindi bene, Luca, vai. Ultima cosa, Certo. prima della canzone. Non poi... ti voglio mettere limiti, puoi No. parlare ancora un'ora e mezza. Speriamo di avviare la produzione Ecco, di queste. Ecco, questi Le sono i magliettine. gadget, quindi questa è la maglietta. Aspetta, rifalla vedere che... Aspetta. Eccola qua, questa è la maglietta. Wow. No, guardate che bellissimo. Ma che bello. Non volete un dinosauretto astronauta? Io, Dai. io qua ho il dinosaurino astronauta. Questo è Dino, vedete, Sì, non so se si veda, se si capisce. Questo è Dino l'astronauta, che è bellissimo, che sta in mia compagnia. Io in regia ce l'ho sempre qui. E poi questi. Sono gli adesivi. Dobbiamo fare la riproduzione di questi. È stampa limitata per ora. Benissimo, benissimo. Dino mi accompagna in tutte le trasmissioni, lo sai, è veramente un'ottima compagnia. Sono Sì, contento, sì, è un po' un rompiballe, però è buono, di per sé è buono. Magari può mordere, però è di buono spirito. No, ma per me è bravissimo, non mi ha ancora morso. Quindi. Ok. Bene Luca, allora grazie ancora a tutti, buonanotte, grazie per essere stati con la 60ª puntata di Disco Notte. Ciao a tutti, vi lascio in compagnia dell'ultimo brano. Ok. Prima di iniziare col brano, quindi ci tengo di nuovo a ringraziare Maurizio per l'ospitalità avuta qui a Disco Notte. Non lo do per nulla per scontato, è stata una bellissima esperienza. Secondo, ringrazio il pubblico, tutte le persone che ci hanno seguito per questa serata, significa tantissimo, spero che vi abbia lasciato qualcosa. Portate con voi le note di questo punk epilettico da strapazzo, le parole di una ragazza mozzafiato. Ora l'ultima canzone di questa serata sarà appunto la canzone di Claire. Per chiuderla io ogni volta che la suono racconto la sua storia, ma oggi la sappiamo bene e la dedico a lei, alla sua famiglia e a tutte le persone che stanno appunto vivendo con questa malattia. Ma oggi la voglio dedicare in particolar modo alla nostra ospite speciale, Angelica. Quindi oggi, Angelica, la canzone di Claire va tutta a te.
Stai pur certa che il tuo orto, il tuo frutteto sarà meraviglioso. Non importa quante erbacce ci saranno dei fiori bellissimi e dei frutti fantastici. Per te, per chi ami, per la tua famiglia, ne sono certo. Questa è la canzone di Clé. Caro passato, portami indietro. Ci sono cose che avrei voluto far meglio. Chiedere scusa quando avrei dovuto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare che cosa sarei riuscito a cambiare. Da tutti i fallimenti, tra insegnamenti, alimenta il futuro con sogni mozzafiato. Mi manca ridere fino a non respirare, mi manca stare con te, mi aiuta a dimenticare dove stiamo andando. Il baratro è a portata di mano, ma tu sei qui e sei il mio faro. Caro passato, portami indietro. Ci sono cose che avrei voluto far meglio. Chiedere scusa quando avrei dovuto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare cosa sarei riuscito a cambiare. Da tutti i fallimenti, tra insegnamenti, alimenta il futuro con sogni ardenti. Era di ridere, continuare ad andare avanti, seppur spesso fa tanto male. Il tuo sorriso sarà la mia arma finale. I nostri sogni sono reali, vivono tra le galassie. Caro passato, portami indietro. Ci sono cose che avrei voluto far meglio. Chiedere scusa quando avrei dovuto, ridere di gusto quando avrei potuto. Caro presente, inutile pensare che cosa sarei riuscito a cambiare. Tutti i fallimenti, tra insegnamenti, alimenta il futuro con sogni ardenti. Ma da domani andrà meglio, la terra è già al perielio. In fondo al tunnel c'è sempre speranza, diffondi gentilezza con costanza. Arriva al dunque, tu cosa vuoi fare?